Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Ed eccoci di nuovo in cammino. Proseguiamo il nostro pellegrinaggio che è tante cose insieme. Un modo per allontanarci dalla frenesia dei messaggi, spesso solo commerciali, con cui il nostro telefono tende a sommergerci. Un modo per ritrovare l'intimità con noi stessi, in compagnia del ritmo benefico del cammino. Un modo per compiere un percorso spirituale contemporaneo sulle tracce della spiritualità medievale, così diversa dalla nostra. Ed è anche una forma di turismo, un'escursione culturale che cerca le radici dell'Europa nelle sue prime forme di democrazia comunitaria, quella dei monasteri medievali. Stiamo per valicare le Alpi e arrivare in Italia, in Veneto, partendo dalla nostra ultima tappa, l'abbazia di Plankstetten in Baviera. Affronteremo un percorso impegnativo, ma di straordinaria bellezza. Pensiamo a quante migliaia di pellegrini medievali hanno calpestato questo stesso tragitto, quasi 700 chilometri a piedi, circa 30 giorni di cammino, ma oggi per gli appassionati di bici ne bastano una decina, percorrendo dapprima la Baviera rurale, poi valli e montagne, poi le Alpi del Tirolo, attraversando i passi dolomitici. Con gli occhi pieni di campi coltivati, di mucche al pascolo, di foreste, di ribes e rododendri, di laghi e ghiaioni, di vigneti e meleti, di borghi storici, arriviamo infine alla meta, la splendida abbazia di Santa Maria nel borgo di Follina, in provincia di Treviso. L'abbazia è immersa nel paesaggio del territorio del Piave, il fiume che fu testimone muto della Grande Guerra, adagiata su colline moreniche coltivate a vite e a frutteti. È la terra del Prosecco, il vino italiano più esportato nel mondo, il vino che è riuscito a superare persino lo champagne quanto a popolarità e numero di bottiglie vendute. Le colline di Conegliano e Valdobbiadene che circondano Follina sono patrimonio dell'UNESCO. La fondazione dell'abbazia è antichissima, precede di almeno un secolo l'anno 1000. Dapprima benedettina, a metà del XII secolo, Santa Maria passò di mano e divenne una filiazione dei cistercensi di Chiaravalle milanese. Chiaravalle, a sua volta, era filiazione diretta di Clairvaux, una delle 4 figlie principali dell'abbazia primigenia, la casa madre di Citeaux, dove abbiamo fatto tappa nel secondo episodio. Siamo nella linea principale dell'albero genealogico delle abbazie cistercensi europee. Santa Maria di Follina, che in origine si chiamava Sana Vallis, forse per indicare un luogo reso particolarmente fertile dalla laboriosità dei monaci, a sua volta aveva generato una figlia, l'abbazia di Santa Maria delle Piane, in quella che oggi è la provincia di Ascoli Piceno. Il sistema cistercense era organizzato proprio sulle filiazioni. Dalla fondazione della casa madre dell'ordine nel 1098 a Citeaux fino al termine del Medioevo, ha prodotto quasi 800 abbazie sparse in tutta Europa. Di queste abbazie, oltre 350 sono riconducibili al ramo principale di Clairvaux, fondata da San Bernardo, la più prolifica di tutte. I monaci sceglievano luoghi insalubri, terreni acquitrinosi da bonificare, perché il principio della diffusione dell'ordine cistercense era quello di dare ordine al caos con il proprio lavoro e creare insediamenti che potessero diventare autosufficienti, non solo per sfamare i monaci e i conversi, ossia i fratelli laici che vivevano nel monastero e svolgevano lavori manuali, ma anche e soprattutto i pellegrini, i poveri, i malati. Nel saggio di Jacques Le Goff sull'uomo medievale, lo storico afferma: l'uomo medievale per noi è esotico. Uomo o donna, e qualunque fosse il suo status sociale, viveva tormentato da un assillo. Scrive Le Goff: l'uomo del Medioevo è ossessionato dal peccato. Questo peccato lo commette abbandonandosi al diavolo, dichiarandosi vinto di fronte ai forieri del peccato, i vizi.
Questi vizi li vede sotto forma di animali simbolici, di minacciose allegorie, incarnazione dei peccati capitali. E allora per i peccatori non resta che cercare la salvezza attraverso il contatto con le reliquie, oppure, se ricchi, nella donazione ai monasteri. Ma soprattutto la prima fonte interclassista di ricerca del perdono dai propri peccati è nel pellegrinaggio. Ecco il motivo della vocazione dei monasteri a un'economia agricola produttiva che permettesse di alloggiare e sfamare i viandanti, oltre alla massa dei poveri e dei malati del circondario, che ovviamente, proprio sulla carità e sulle cure offerte dal monastero più vicino, facevano conto per riuscire a sopravvivere. Secondo Jean Leclerc, uno studioso di San Bernardo, il monachesimo era anzitutto un ordine ospitaliero, non soltanto per l'azione ospitaliera e caritativa svolta a favore di poveri e pellegrini, ma anche per la salvezza della propria anima, che indusse re, signori, laici ed ecclesiastici a dotare di mezzi adeguati le fondazioni monastiche e a permettere il funzionamento caritatevole. Tornando all'ossessione dell'uomo medievale per il peccato, fu proprio in un monastero che nacque l'idea del peccato di gola. Nel modello cristiano di alimentazione non ci sono tabù alimentari. Nel Vangelo di Matteo sono riportate queste parole di Gesù. Non è quello che entra dalla bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce. Insomma, mangiate e bevete senza sensi di colpa, ma invece controllate il vostro cuore, i suoi sentimenti negativi, l'odio, l'invidia, il tradimento, la bestemmia. Né il cibo né il vino possono essere peccato, ma nel V secolo il monaco Giovanni Cassiano inventò lo schema dei vizi capitali, la cui genealogia nasceva proprio dalla gola, il primo dei vizi. Lui lo chiamò gastrimargia, ossia follia del ventre. Il desiderio di cibo e vino, innato e connaturale all'uomo, apriva la porta a tutta la serie degli altri vizi. Poiché mangiare è necessario alla sopravvivenza, non si può vietarlo come l'omicidio, la fornicazione, il furto o altri vizi spirituali. Bisogna forzarsi a considerare la nutrizione come un'attività puramente fisiologica che non procura piacere, lontana dalla lussuria. Ebbene, nei secoli più tardi, attorno al 1050, il rigore auspicato dall'inflessibile Giovanni Cassiano era ormai ritenuto impraticabile. Sentite cosa scrive San Pier Damiani nella sua famosa Epistola 18. Dal vino, come sapete, ci siamo astenuti per un certo tempo, tanto che qui si beveva solo acqua, pure i laici e gli ospiti venuti dall'esterno, o anche a Pasqua. Ma poiché sia alcuni dei nostri iniziarono a venire meno ammalandosi, sia altri che desideravano accedere all'eremo si spaventarono molto per l'osservanza di tale rigore, accondiscendendo alla debolezza fraterna, o per meglio dire comune, concedemmo che qui si bevesse vino moderatamente, salvaguardando la sobrietà. Sicché, se non possiamo abbandonarlo del tutto come Giovanni, cerchiamo almeno, con il discepolo di Paolo Timoteo, di accordarlo allo stomaco infermo sobriamente e umilmente. E poiché non possiamo essere completamente astemi, ci studiamo perlomeno di essere sobri. Ed eccoci a uno degli intrecci dell'abbazia di Santa Maria di Follina, circondata da viticci arricciati intorno a pali, a fili, a rami. È l'intreccio con il prosecco. Il priore dell'abbazia, padre Francesco Rigobello, ci ha detto: nella nostra zona ci sono soltanto 2 realtà religiose che producono vino, i frati del convento di San Pietro di Barbozza e le monache di clausura del monastero cistercense dei Santi Gervasio e Protasio di Vittorio Veneto, divenute note per il prosecco. Di tutte le cose bisogna saper godere, ma anche stare attenti. È questo il senso della frase di San Benedetto, fondatore del monachesimo occidentale. È difficile far capire ai monaci che il vino può far male, perciò ognuno si accordi con il suo abate. Una bellissima sintesi di umanità. Padre Rigobello dichiara anche il suo grande rispetto verso la natura e gli animali.
perché siamo usufruttuari del mondo, non padroni. Il potente intreccio tra l'abbazia e la natura è centrale. Il bosco che delimita i bordi delle vigne rappresenta il 52% della zona UNESCO, i vigneti il 9,7% e il resto sono borghi e opere di urbanizzazione. L'abbazia di Follina sta alle colline di Conegliano e Valdobbiadene, come la cattedrale di Reims sta alle colline della Champagne. L'intreccio poi rimanda anche a quello che fu l'impegno dei monaci dell'abbazia quando, durante il Medioevo, insegnavano agli abitanti del borgo la tessitura della lana, che a quel tempo, prima del prosecco, era la vocazione locale. Il nome Follina deriva infatti dal latino fullonica, ossia laboratorio per la follatura della lana. La follatura, nel processo laniero, consisteva nel battere, infeltrire e sgrassare i tessuti di lana con acqua e argilla o urina per renderli compatti e resistenti. Come tutte le abbazie, anche Santa Maria ha avuto una storia travagliata. Venne fondata nell'Alto Medioevo, prima del 1000, da monaci benedettini, ma attorno al 1146 passò ai Cistercensi e nel XIII secolo, grazie alle ricche donazioni, raggiunse il massimo splendore. La decadenza iniziò nel 1388, quando l'abbazia passò alla Serenissima. Venezia era in acerrimo contrasto con le forze francesi e i monaci cistercensi, che ovviamente dipendevano dalla casa madre di Citeaux, erano considerati possibili spie. L'abbazia fu declassata e infine, nel 1771, soppressa, con i beni trasferiti a San Michele di Murano e gli edifici delle pertinenze venduti a privati. Seguirono altre peripezie e spoliazioni, cui si aggiunse la soppressione degli ordini religiosi del periodo napoleonico. La rinascita iniziò a partire dal 1915, anno in cui a Santa Maria di Follina si stabilì l'Ordine dei Servi di Maria, ordine che, come dice il nome, professa un culto particolare per la Vergine. Durante la Prima Guerra Mondiale la chiesa subì ingenti danni, per essere poi completamente restaurata a partire dal 1919. 2 anni dopo, nel 1921, Papa Benedetto XV elevò l'abbazia al rango di basilica minore. Oggi l'abbazia è considerata uno dei complessi sacri più belli e maestosi del Veneto, un'oasi di silenzio e devozione, con il fascino di uno spazio spirituale fuori dal tempo, capace di infondere pace ai tanti che si soffermano al suo interno. Durante gli anni 70 e 80 del Novecento, nel refettorio dell'abbazia, che è anche parrocchia, si svolsero incontri che intrecciavano forme diverse di spiritualità e intelligenza. La laica e la religiosa tra il poeta Andrea Zanzotto, impegnato a livello civico nel contrastare la devastazione del paesaggio locale, e il teologo e poeta padre David Maria Turoldo, fautore di un rinnovamento culturale della Chiesa. Anche qui un intreccio di intelligenze e impegno civile e religioso. Oggi, sempre nel refettorio, la vita dell'abbazia si intreccia a incontri letterari. Riguardo all'aspetto architettonico e artistico, Santa Maria ha una facciata in elegante stile gotico cistercense. È notevole il chiostro romanico, con colonnine di varia foggia, binate, a 4, tortili, liscate, lisce, ondulate, papiriformi, con decorazioni a fior di loto. E c'è anche una colonna annodata, in pratica 4 fasci fusi e quadri lobati, dove ogni colonna è distinta dalle altre ma unita a esse da un grosso nodo. Ennesimo intreccio. Troviamo colonne ofitiche, questo è il termine che le definisce, nella Basilica di San Zeno a Verona, nel Broletto di Como, in San Marco a Venezia e in molti altri luoghi sacri dell'intera Europa. Anche in diversi monasteri cluniacensi e a Chiaravalle milanese, dove ci sposteremo nel prossimo episodio. Questo affascinante stile di colonne annodate risale all'epoca longobarda e ha avuto piena codificazione nell'Alto Romanico tra XI e XII secolo. Il termine ofitico deriva dal greco ophis, che significa serpente. C'è poi una statua che sin dal 1921, quando fu collocata nel chiostro della chiesa, richiama folle di devoti locali e di pellegrini.
È la Madonna del Sacro Calice, un manufatto in arenaria che richiama lo stile bizantino-siriaco. Forse un reperto del VI secolo, arrivato a Fullina con monaci che al tempo sfuggirono all'invasione araba della Nubia cristianizzata. Oggi Fullina è anche una tappa lungo il cammino delle Dolomiti, un percorso spirituale che collega luoghi sacri del Veneto, un cammino che può essere vissuto sia come esperienza religiosa, sia culturale. Livia Pomodoro dice: la storia di questa abbazia di Fullina è proprio come il dispiegarsi di un intreccio. Questa abbazia non è icasticamente lontana dal senso profondo della comunità. Nella sua potenza di spirito persiste anche uno sguardo che si fa contatto continuo e diretto con le persone. Fullina sente questa abbazia e questa basilica come proprie, le frequenta, le conosce, le condivide. C'è quindi un intreccio da tale punto di vista. È una struttura con una valenza che arriva da molto lontano e ha visto intrecciarsi, alternarsi storie religiose, vicende particolari, consuetudini. Tutto ciò dipende dal fatto che Fullina non è solo un complesso monastico affidato da oltre 100 anni alla cura dei servi di Maria, ma è una parrocchia inserita in una diocesi, cioè è dentro un percorso, e quindi anche l'intrecciarsi dal punto di vista della fruizione delle vicende umane che essa accoglie. In cammino per le abbazie d'Europa è un podcast di Intesa San Paolo On Air, da un'idea di Livia Pomodoro, presidente dell'associazione culturale Onlus Spazio Teatro Noma Teresa Pomodoro, in collaborazione con Tonino Bettanini. Testi di Camilla Baresani, voce di Yolanda Granato. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.